Innanzitutto ringrazio tutti i sardi che sono arrivati dalle diverse sedi della nostra nazione per venire a Eustatuvio, questo incontro che è assolutamente importante in questo momento così drammatico per la nostra terra. Questo è il segnale un po' del richiamo a un'assunzione di responsabilità da parte dei sardi rispetto allo scempio che si sta consumando. Mi piacerebbe poter abbattere questo muro, però in albergo si arrabbiano perché fuori purtroppo è rimasta un sacco di gente, e anche questo è davvero un segnale molto, molto straordinario. Un ringraziamento particolare dobbiamo farlo anche a un nostro ospite, che è Giulietto Chiesa, che è un amico nostro di vecchia data, è un amico che io definisco sempre neocolonialista e che nella sua visione mondiale delle vicende che stanno portando all'esplosione del pianeta non perde di vista mai la questione sarda, sempre attentissimo a tutti i processi che riguardano questa via che dovrebbe condurci all'autogoverno e all'indipendenza della nostra nazione. Direi che a questo punto è davvero molto gradita la sua presenza, quindi Giulietto, grazie per lo sforzo che hai fatto, grazie di cuore. Sardegna Libera nasce in un momento di grandissima crisi, di una crisi mondiale che sta travolgendo l'Europa e sta travolgendo quindi anche l'Italia, e chi ne sta facendo le spese per primi siamo noi sardi, che siamo purtroppo l'anello debole di questo sistema. Col governo Monti, che è stato piazzato lì a difendere gli interessi, che non sono neanche gli interessi dell'Italia, ma è messo lì a difendere gli interessi delle lobby europee, delle multinazionali della globalizzazione mondiale. Per cui noi con grande disperazione ci stiamo chiedendo che cosa dobbiamo fare, qual è il progetto che noi dobbiamo seguire per cercare una via, una soluzione alla gravissima crisi che sta attanagliando le nostre famiglie, le nostre imprese. Purtroppo noi stiamo scontando la politica dei 60 anni della cosiddetta autonomia, una politica che ha visto la distruzione del nostro territorio, il depauperamento delle nostre risorse, in nome della modernizzazione, del progresso e del benessere per i sardi. Ci hanno portato ogni sorta di zozzeria, ci hanno portato la militarizzazione, quindi regalo dello Stato italiano, maggiore concentrazione in Sardegna rispetto invece a quel progetto che avrebbe dovuto dividere in modo equo in tutto il territorio italiano i poligoni. Ma caso strano, lo sappiamo bene tutti noi sardi, e lo sa anche Giulietto, che il 60% l'hanno concentrato qui da noi. Ma sempre in nome di quel benessere ci hanno portato anche l'industrializzazione, ci hanno portato il cosiddetto petrolchimico, che era già fallito dappertutto, però hanno deciso, in nome della nostra povertà e quindi del ricatto occupazionale, di portarlo qui da noi. Oggi assistiamo al grandissimo fallimento, alla distruzione del territorio, perché è stato consumato il territorio, è stato avvelenato l'ambiente, è stata creata una povertà che è qualcosa di pazzesco, e solo noi sappiamo la povertà che la nostra gente sta vivendo. L'alto suicidio in questi ultimi tempi degli stessi impresari che non sono stati più in grado di far fronte alla crisi, a tamponare i loro debiti, e per cui la gente alla fine si ammazza. Quindi io dico che tutta questa emergenza ci deve portare a fare una riflessione seria, sia per quanto riguarda la vecchia politica, le responsabilità della classe politica sarda, che io la condanno in egual misura dell'Italia, perché la classe politica sarda, seppur con responsabilità diverse, è artefice di questo scempio, perché è votata la sudditanza, è votata la complicità. Lo vediamo questo anche sulla militarizzazione del territorio.
lo vediamo anche con gli inganni, che non solo degli inganni passati del petrolchimico, la distruzione delle nostre coste, perché una passata di cemento doveva essere creata in nome dello sviluppo turistico. Di fatto a noi non è arrivato nessun beneficio e noi stiamo solo patendo anche la perdita del nostro territorio. Ma i drammi dei 60 anni di autonomia non si sono conclusi lì, continuano, perché adesso, con la complicità della stragrande maggioranza della classe politica, ci propongono nuovi scempi. Abbiamo il gasdotto Galsi, che ci hanno detto e ci hanno raccontato che noi sardi abbiamo molto bisogno di questo, del metano, e ce lo ricordano e ce lo propongono a distanza di 20-30 anni, mentre tutti gli altri ce l'avevano e ne usufruivano. A noi è stato negato quando c'era l'industria, e ci serviva magari il metano allora per l'industria e per il popolo. Adesso con la delocalizzazione industriale e anche con l'evoluzione tecnologica che ci permette di usare meglio le energie solari, eoliche, più che ne metta, direi che questo è il momento meno opportuno per proporre una mostruosità del genere. Quindi l'ennesimo grandissimo attentato al nostro territorio avverrà col gasdotto Gas. Ci sarà una devastazione, si ruberà ancora territorio e spazio alle nostre attività tradizionali, alla pastorizia, all'agricoltura, che ormai sono condannate a defungere in modo definitivo. Non ci daranno nulla. Ho sentito Algerini, ho sentito Corsi, ho sentito tanti personaggi interessati, nonché qualcuno del governo italiano che ha assistito a un dibattito interno al governo sul gasdotto, e questo l'ho appreso adesso che ero in Mali, non posso dire i nomi perché comunque è del governo, e che mi diceva: avete ragione voi, ma non basta il gasdotto Galsi, abbiamo anche la chimica verde, l'altro inganno, perché adesso con la riconversione del petrolchimico ci stanno proponendo la chimica verde, che di verde non ha assolutamente nulla, è una riconversione industriale che serve a nascondere praticamente il fatto che non faranno le bonifiche. Quindi l'hanno chiamato verde perché noi siamo imbecilli come popolo, ma con la chimica verde si apre la strada ai più grandi inceneritori a livello europeo, per cui è un inceneritore, si chiama inceneritore. Questa è la nostra situazione drammatica, per cui tutti noi siamo chiamati oggi a un'assunzione di responsabilità in prima persona. Ci chiediamo che cosa dobbiamo fare, che contributo possiamo dare per dare una svolta a questa situazione. Non è facile, dobbiamo fare anche un'analisi rispetto alla cosiddetta vecchia politica. I vecchi partiti che sono ormai esplosi, sono esplosi in 1000 cloni. Ogni clone fa l'errore di voler riprodurre su Gonnotto, di voler riprodurre poi tutte quelle strutture che li hanno portati al fallimento, quindi non c'è speranza. E allora io penso che l'unica speranza sia quella, in termini pratici, di iniziare a lavorare noi sardi, di cercare dei momenti di autogestione delle nostre risorse, di percorrere una strada di sovranità, maggiore sovranità per non maggiore, la sovranità del popolo sardo, in modo tale che si autogestisca, che si autogoverni e che davvero inizi in termini molto seri e concreti un percorso che non sarà breve, sarà un percorso in salita, sarà duro, ma è l'unico percorribile, che è quello che ci deve portare alla liberazione nazionale e all'indipendenza.